Andrea, ho sentito? Ma li portate giù di quanti consideri? Adesso 40 vanno giù per il rolle e 35 siamo altezza pioggia, siamo su lì da 400 metri. Sì, dove possiamo vedere? Buon lavoro! Ciao! No, erano quasi 200. E forse qualche cerco neanche c'è. Nord, sud, ovest, est. Starò cercando lei o forse me. La città è in festa e tu finalmente sei arrivato. Hai lo sguardo scuro, non mi guardi più. Sì, lo so, il cavaliere accanto a te, perché ti sta abbracciando e guarda me. Accarezzo un po' la colla, io ti prego non lo fare. Poi mi giro, guardo il cielo dove andrò. Adios amor, balla tutti intorno a me, sotto i colori delle lampade. Ed il vento mi sta sussurrando, non ti fermerai. C'è qualcuno che ti sta aspettando, tu sai dove andrai. Nord, sud, ovest, est. E forse quel che cerco neanche c'è. Nord, sud, ovest, est. Starò cercando lei o forse me. Nord, sud, ovest, est. E forse quel che cerco neanche c'è. Nord, sud, ovest, est. Starò cercando lei o forse me. Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando un blues degli Stones. Lo skinny vive al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Tutto ad un tratto la volta fa slam, il quercio entra di corsa con una novità. Dritta sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bene. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Alla centrale della polizia il commissario dice: che volete che sia? Quel che è successo non ci fermerà, il crimine non vincerà. Ma nelle strade c'è il panico ormai, nessuno esce di casa, nessuno vuole guai. E dagli appelli alla calma in TV, adesso chi ci crede più? Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Siamo ancora in pericolo anche se non sembra. Pezzali ed Amico come se piovessero per dirvi che hanno ucciso l'uomo ragno? No, hanno ucciso l'uomo, punto. Hanno ucciso il congiuntivo, Dio e ogni suo congiunto. Hanno detto che è passato, sì, dalla parte del torto. Hanno intervistato il killer e ha risposto non ricordo.
non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Allora concludiamo con una nota di costume, diciamo, dato che si parla dell'uomo ragno, il costume è perfetto. Allora, Max nel brano parla di 100 lire, lo chiarisco per i più giovani. La lira era un'antica moneta dal valore di scambio molto alto, che permetteva di acquistare addirittura del cibo, cosa che oggi con l'euro pare impossibile. Sai, ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale, e certe volte anche alla sfiga. Non ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Potrebbe fare una foto per Ma no, che gatto dito la frase di rito. non ce la fai. Hai detto peperoncino per caso? Grazie. Vedi tu. Ah, una cosa la faccio. Mente sano, il corpo sano, e adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento, sai, per stare dritti contro il vento, sai,